Conto alla rovescia per la festa di Sant'Antonio e dal 31 maggio è iniziata anche la cosiddetta tredicina, che simboleggia i 13 giorni precedenti alla festa, con tutta una serie di eventi che fanno crescere l'attesa, con appuntamenti quotidiani. Ogni sera una diocesi o associazioni vengono invitate in basilica per pregare accanto a Sant'Antonio e celebrare l'Eucarestia insieme. Dal 1° giugno nella Cappella delle Reliquie è inaugurata una mostra particolare che si chiama Con Gesù tra le braccia e che esporrà fino al 9 ottobre la cosiddetta Tavola di Campo San Piero, un dipinto quattrocentesco. Che però è stato realizzato su una tavola lignea su cui la tradizione ritiene Sant'Antonio dormisse, quindi per noi ha il valore di una reliquia, il suo giaciglio che è conservato a Campo San Piero, che lì verrà riportato dopo questi mesi di esposizione alla Cappella delle Reliquie. Un simbolo, una reliquia che i fedeli possono dunque vedere da vicino. Possono accostarsi a questa tavola, può essere visitata accanto a tutte le reliquie che già sono da sempre custodite nella Cappella del Tesoro. Nei 2 anni di pandemia, intanto, il santo non si è allontanato dalla sua gente. Le reliquie hanno sorvolato le terre venete nei luoghi simbolo del Covid sull'elicottero nel 2020. La reliquia dell'avambraccio di Antonio, custodita nella Basilica della Salute di Venezia, ha ripercorso invece lungo le vie d'acqua il cammino che l'aveva portata lì per giungere a Padova nel 2021. A portarlo nelle vostre case, con un record di spettatori, il lavoro del network Media Nord-Est in uno sforzo corale accanto alla comunità dei frati. Intanto il 1° giugno celebrerà messa al santo il vescovo di Belluno e Feltre. Il giorno prima era stata la volta del vescovo di Forlì, dove nel 1222 Antonio emerse come grande predicatore e conquistatore di cuori, predicazione che è il tema conduttore di quest'anno.